Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Buon sabato a tutti voi. Ancora tante notizie di cronaca di cui parlare, cronaca e non solo. Inevitabilmente torniamo a parlare di quanto accaduto nel Vicentino, l'ondata di maltempo che ha flagellato il Vicentino e ovviamente la tragedia di Valdagno. Leone e Francesco, padre e figlio, inghiottiti dalla voragine sul ponte dei Nori a Valdagno, ponte sotto sequestro, un'inchiesta della procura, c'è l'inchiesta, c'è il cordoglio che continua con la comunità che si stringe attorno alla famiglia. Allora Daniele Garbin con Simone Squarcina proprio a Valdagno, nei pressi credo dell'abitazione di Leone e Francesco della famiglia Nardon, con le ultime novità anche dall'inchiesta. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo al numero 22 di Via Grandi, qui alle nostre spalle l'abitazione di Leone Francesco. Abbiamo provato a suonare, ovviamente è il nostro lavoro, non vorremmo fare questa cosa, ma fa parte anche della nostra professione. Non hanno risposto i familiari, abbiamo provato anche i vicini, insomma al momento non rispondono, immagino o sono chiusi nel proprio dolore o sono impegnati in qualche deposizione magari con i carabinieri. Ovvio che qui non c'è nessuna voglia di parlare, ancora è forte la commozione e lo shock, perché è stato un vero shock per le persone che ieri proprio hanno assistito a quella scena. Noi siamo stati poco fa in centro, proprio nei pressi del ponte, che come dicevi Nicola è stato sequestrato da parte della procura, un'accusa di omicidio plurimo colposo. Il magistrato ha anche acquisito i filmati di videosorveglianza proprio per riuscire a ricostruire l'accaduto e soprattutto a questo punto anche a tentare di attribuire le responsabilità, perché è vero, come ci è stato testimoniato da varie persone, che la massa d'acqua che è scesa è stato qualcosa di inaudito, assolutamente al di fuori di ogni memoria d'uomo, insomma la quantità. Però anche è vero che il ponte era stato da poco, circa un anno fa, ristrutturato con le leggi antisismiche, insomma sembrava tutto in ordine. Ecco, ora l'inchiesta che dovrà appunto fare luce, si dovrà anche stabilire eventuali responsabilità che al momento sono a carico degli ignoti. Ovvio, noi abbiamo anche sentito, come dicevi, la poca voglia di parlare, ma soprattutto anche la commozione, perché Leone e Francesco non erano conosciuti, ben voluti, inseriti, persone assolutamente inserite nella società, e questa notizia proprio ha traumatizzato una comunità, non solo perché erano inseriti anche in altri ambienti. Ricordiamo che Francesco suonava in una banda di Cornedo, ieri abbiamo sentito il sindaco. In questo giro di informazioni che abbiamo raccolto, e adesso ne raccoglieremo ancora, abbiamo raccolto anche la testimonianza di Stefano Zerbato, l'eroe, diciamo così, la persona che, non sapendo che poco prima del momento della caduta dell'auto nel fiume Agno, ha visto la voragine e subito ha messo la sua auto di traverso. Lui abita e risiede alla sua azienda proprio nei pressi del ponte. Quando ha sentito così il boato si è precipitato in strada e non ha pensato due volte proprio di mettere la sua auto proprio a fronte del fiume di macchine che venivano e che eventualmente sarebbero potute cadere nella voragine come il papà e il figlio. Con questa intervista per il momento è tutto da Valdagno, vi lascio le parole del testimone. La possiamo un po' definire un po' l'angelo che in qualche modo ha impedito che ci fossero più vittime ieri. Sì, praticamente noi siamo usciti di casa, io e mia moglie, che dovevamo andare a fare delle commissioni. Siamo arrivati alla fine della via, che poi ti metti sul statale o sul ponte, e abbiamo trovato un ragazzo che ci ha fermato, ha detto: guarda, il ponte è caduto, è crollato. E lui stava già cercando di fermare altre macchine che sopraggiungevano, e noi ci siamo messi praticamente distinto, mi sono messo di traverso per bloccare delle macchine che stavano sopraggiungendo, perché non si vedeva niente, c'era buio totale e niente, distinto, ho bloccato altre macchine in modo che non succedesse quello che in pratica è successo un po' prima. Ecco, lei non ha sentito solo gran rumore, di che cosa ha sentito in quei momenti? Cosa ricorda? Niente, perché siamo usciti, c'era già il rumore del fiume che era abbastanza in piena qui davanti, già faceva rumore perché sbatteva sulle piante, e non ci siamo neanche accorti del rumore del crollo del ponte in pratica.
Ma le persone che arrivavano cosa dicevano? Queste chiedevano informazioni? No, niente, praticamente girano normalmente su questo ponte per attraversare e entrare in questa via che si chiama via Ecofermi. Anche noi distinto, quando dobbiamo uscire, giriamo per questa via e attraversiamo il ponte per entrare a Valdagno, nella zona che va verso l'ospedale. In quel caso io dovevo andare dall'altra parte, però sono rimasto anche un po' traumatizzato da vedere questa voragine che si vedeva e non si vedeva, perché proprio illuminazione zero. Ancora non sapeva che era successo? No, quello che c'erano già 2 vittime, io per me speravamo che non fosse successo niente. Purtroppo siamo venuti a saperlo dopo che ci sono state queste 2 vittime. Lei le conosceva? Personalmente no, ho sentito parlare, ho amici che conoscono e conoscevano il signor Nardon, scusi, sì. Però io principalmente non lo conosco, so che ha fatto anche del bene, perché facendo cose di elettronica ha dato a disposizione qui per la protezione civile, per vedere visualizzazione dell'acqua, però principalmente non conosco. Senta, lei che abita anche qui davanti, ha mai visto una situazione del genere? Era possibile, perché la domanda del giorno dopo è questa, era possibile prevenire secondo lei? Allora, io ho 52 anni, ho visto parecchie volte il fiume in piena, mai così, è una cosa fuori dall'ordinario. Anche la pioggia e il tempo che c'è stato era abbastanza, diverso da quella situazione che c'è normalmente. Senti, in questo momento il ponte è sequestrato, adesso c'è un'indagine in corso, verranno accertate le responsabilità, c'è una denuncia contro ignoti, ecco. Però è questa un po' la domanda, effettivamente era talmente straordinaria la portata dell'evento insomma, per poter prevedere, il sindaco sembra avesse in qualche modo fatto un'indagine antisismica meno di un anno fa. Non entro in questi discorsi, perché sono un po' discorsi tecnici che penso abbiano già il suo iter. La portata dell'acqua era pressoché grossa, e quindi già andando all'acqua e la macchina vedevi che arrivava questa acqua, certo. Indescrivibile la situazione. Lei in questo momento è in attesa di una convocazione di carabinieri? Ecco. Sì, mi hanno chiamato che devo presentarmi in caserma, perché non so se sono stato uno dei primi che ha chiamato le forze dell'ordine. Nel frattempo che io ero messo di traverso sono arrivati i vigili e hanno transenato l'altra parte del fiume, però poi sono arrivati una pattuglia di carabinieri e abbiamo detto quello che è successo. Praticamente non sapevamo che era già successo il fatto delle 2 persone che sono decedute, però abbiamo detto che abbiamo bloccato eventuali vittime. Certo. Pratica. E lei in qualche modo come si sente a sapere anche questa cosa? Dico, l'ho fatto distinto, se succedesse ancora lo farei distinto, non è che ho fatto chissà cosa, certo. Anche per prevenire altra gente che poteva morire in pratica. Tante le voci, questa è un'importante testimonianza di chi ha salvato di fatto altre vite, poteva essere un bilancio ancora peggiore, e poi c'è invece chi si è trovato a pochi minuti dalla tragedia, chi è passato su quel ponte 5 minuti prima che si aprisse la voragine. Queste altre voci raccolte ieri dalla nostra Valentina Visentin, con il cordoglio ancora molto forte per le 2 vittime. Alle 8 circa. E 8:07 è venuto giù. Ero andato a prendere la moglie a Novale e stavamo tornando, poi sono andato in casa. E ha sentito poi cosa? Seduto sul divano ho sentito tremare, pensavo fosse un terremoto, in realtà invece era il ponte che era venuto giù. Donato è passato 5 minuti prima che il ponte dei Nori crollasse. Si considera un miracolato. Una volta dentro casa ha sentito un boato, come un terremoto. A raccontarlo anche Laura, che abita proprio davanti al ponte. Eravamo sul divano, stavamo chiacchierando e abbiamo sentito come una scossa di terremoto abbastanza breve. In realtà non ci abbiamo neanche dato più di tanto peso.
Da lì a poco abbiamo iniziato a sentire le macchine che inchiodavano, suonavano il clacson e gente che gridava in strada, e che ci siamo allarmati, ci siamo affacciati da quella finestra lì, insomma, perché comunque vediamo. E mio marito mi ha chiamato e mi fa: Laura, vieni a vedere, è crollato il ponte. I cittadini di Valdagno guardano attoniti la voragine che si è aperta sul ponte che porta al centro cittadino. Sotto il torrente Agno, ai massimi livelli, ancora impetuoso. Poteva accadere a chiunque perché è molto trafficato come tratto. Le telecamere di videosorveglianza cittadina hanno ripreso il momento in cui l'auto di Leone Francesco Nardon viene inghiottita dal crollo dell'asfalto. I soccorritori li hanno cercati fin da subito. Erano fermi in prossimità lì dove appunto è caduta l'asfalto, la voragine, e niente, sono stati inghiottiti successivamente che erano saliti in macchina, sono stati inghiottiti appunto dalla frana che si è allargata praticamente e ha coinvolto appunto la loro macchina e loro quindi sono stati trascinati via dalla forte corrente. Valdagno paga il prezzo più alto di questa ondata di maltempo. Oltre a 2 vittime si contano 8 frane nel territorio, scantinati e allagati. Una famiglia di 8 persone in via Murri è stata evacuata perché la loro abitazione è stata lambita da un fronte di fango che si è staccato dalla collina. E la frana è arrivata a appoggiarsi sulla casa dall'altra parte qua. E, diciamo così, il pericolo esiste, adesso ci sono i geologi che stanno valutando sopra qua il monte e se la situazione potrebbe peggiorare magari in questi giorni, perché mettono brutto tempo ancora. Una parte del comune è rimasta a lungo senza acqua visto che la condotta si è spezzata con il crollo del ponte. Il sindaco di Valdagno ha fatto richiesta dello stato di emergenza. E come abbiamo raccontato ieri c'è stata una tragedia sfiorata nel Vicentino, si rischiava una terza vittima in queste giornate drammatiche. È successo a Schio, fortunatamente grazie a un intervento provvidenziale di carabinieri e vigili del fuoco si è evitato il peggio. Parliamo di una bimba autistica che era sfuggita al controllo della madre ed era scivolata dalla strada lungo un torrente in piena a Schio. Vagava pericolosamente sul greto del torrente Leogra a Schio una bimba affetta da autismo che era sfuggita al controllo della madre mentre effettuava controlli medici in un ambulatorio. È stato il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco allertati da un passante a salvare la piccola che dopo essere scivolata dalla strada in prossimità del ponte di Magrè rischiava di essere trascinata via dalla piena. Provvidenziale la presenza dell'elicottero Drago 149 già sul posto per l'emergenza maltempo che è stato dirottato lungo il torrente assieme a sommozzatori e agli operatori speleo-fluviali. La bimba appena soccorsa è stata avvolta nel maglione e una mantellina dai soccorritori e portata per ulteriori accertamenti all'ospedale di Sant'Orso. Cambiamo argomento, lasciamo il maltempo, le tragedie legate al maltempo nel Vicentino, la cronaca per parlare di furti. In questo caso però la notizia è particolare. Soltanto qualche giorno fa avevamo raccontato di un ladro acrobata che era entrato in un ristorante giapponese di Conegliano, era stato arrestato in flagranza di reato, ripreso anche delle telecamere, evidentemente era già fuori perché ha rubato un'auto e si è schiantato nella scorsa notte, anzi all'alba, a Santa Lucia di Piave. Ci racconta tutto da Santa Lucia Heidi Kaliman con Tommaso Migot. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo a, come hai detto tu, Santa Lucia di Piave, nella località di Sarano, dove il 32enne responsabile appunto di questo furto, come già annunciavi, di una Fiat Punto rubata risulta a San Vendemmiano da un privato cittadino, non si è fermato all'alt di un posto di blocco dei carabinieri. Erano circa le 5:20 del mattino. Siamo sulla provinciale 47, quella che da Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, porta verso il centro di Conegliano. Con Tommaso Migot vi stiamo portando dove la Fiat Punto si è schiantata, inseguita dai carabinieri, in questo muretto dove ha di fatto finito la sua corsa. Come vedete, un impatto importante che ha danneggiato anche il muretto. Vedete ancora dei cocci a terra nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco per liberare l'area. Siamo infatti
all'incrocio con una via di passaggio che è molto trafficata perché di fatto taglia il traffico delle rotonde che portano al centro cittadino per andare verso la zona industriale. Siamo in via Risorgimento, dunque la macchina che proveniva appunto da San Vendemmiano, fuggita all'Alto dei Carabinieri, ne è scaturito un breve inseguimento finito proprio in questo muretto. 2 le persone a bordo dell'auto, alla guida il 32enne di origine senegalese, appunto come già accennavi tu, già noto alle forze dell'ordine, ma soprattutto già noto ai cittadini e alle cittadine di Conegliano e le zone limitrofe, perché è stato è stato protagonista di numerosi furti avvenuti non solo pochi giorni fa proprio nel ristorante giapponese qui a Conegliano, e di cui abbiamo fatto un servizio, forse stanno andando le immagini dell'intromissione nel ristorante, ma secondo qualche testimonianza sarebbe stato anche responsabile di alcuni furti di monopattini sempre nella zona vicina al ristorante. Bene, la fuga è finita, proprio rifacciamo vedere grazie all'aiuto di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica, dove è finita a schiantarsi l'auto. Il passeggero è fuggito a piedi, è stato bloccato poco dopo dai militari dell'Arma. Lui invece, il 32enne di origine senegalese, è rimasto incastrato tra le lamiere e quindi soprattutto gravemente ferito. Si trova ora in prognosi riservata all'ospedale ed è ferito in stato di libertà. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per accertare ulteriori ed eventuali responsabilità. Ovviamente abbiamo provato a sentire qualcuno qui della zona per capire se aveva sentito il forte botto causato proprio dall'impatto. A quanto pare nessuno risiede stabilmente in questa zona. Noi continueremo ovviamente ad aggiornarvi su quanto accaduto, anche per capire le condizioni del 32enne. Nicola, se non hai domande intanto ti restituisco la linea. Caliman da Santa Lucia di Piave nel Trevigiano a Padova, con una importantissima operazione antidroga della polizia che ha consentito di sequestrare, pensate, un quintale di droga, 100 kg. Valentina Visentin con Cristian Roque Allende, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Gli agenti della squadra mobile sono andati a colpo sicuro. Sapevano che all'interno di un appartamento della cintura urbana di Padova potevano esserci ingenti quantitativi di droga, e così hanno atteso che il proprietario dell'appartamento, un 36enne albanese, uscisse. Lo hanno fermato, si sono fatti portare all'interno e dopo aver cercato nell'abitazione, vedendo anche l'atteggiamento nervoso dell'albanese quando si avvicinavano al divano, hanno aperto l'imbottitura e hanno trovato il primo ingente quantitativo di droga, 38 kg di cocaina purissima. Questo il primo sequestro. Dall'abitazione dell'albanese i poliziotti si sono poi spostati in quella di un complice di un amico dell'albanese, un italiano anche lui con precedenti, e qui hanno scoperto la chiave di un'auto. In questa auto, caricati in alcuni borsoni, hanno trovato il secondo carico di droga, una sessantina di chili in tutto, per la precisione non solo cocaina, ma anche 2 kg di cocaina, ma anche 65 kg di hashish e 1 chilo di marijuana già nascosti in alcuni borsoni e molto probabilmente già pronti per essere smerciati. Dicevamo droga purissima. Nei panetti c'erano dei numeri, delle iniziali, e quindi destinate ai vari corrieri che l'avrebbero smerciata. Una droga che ha anche un valore economico importante, perché essendo purissima andava poi ulteriormente tagliata e suddivisa in dosi, e quindi avrebbe fruttato oltre 7 milioni di euro. Dunque droga destinata non solo alla provincia di Padova, ma a tutto il Veneto, ed è stata prontamente tolta dal mercato dalla squadra mobile di Padova, che ha avviato poi le perquisizioni nei confronti di altri cittadini albanesi, dove però non sono stati trovati altre droga. Si cercano altri complici, 3 tunisini irregolari che al momento sono irreperibili. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Prima di lasciarvi però volevo darvi anche un'altra notizia di cronaca, questa volta
stavolta si tratta di denunce di alcuni minorenni, un paio di minorenni che sono stati rintracciati dai carabinieri dopo aver commesso un furto in un quartiere di Padova. Ritrovati anche le chiavi alterate e i grimaldelli. Sono 2 minorenni che sono stati già denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia. Grazie a Valentina Visentin, a Cristian Rocche Aiende. Torneremo a parlare di minorenni protagonisti di cronaca nera fra pochissimo. Prima le immagini del salvataggio di una barca a vela di circa 8,5 metri con 4 persone a bordo che si trovava in difficoltà a circa 16 miglia nautiche al largo delle coste veneziane a causa di un'avaria al timone e che è stata portata in salvo nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Venezia. La sala operativa della Capitaneria di Porto, allertata intorno alle 5:15, ha attivato le procedure di soccorso, disponendo l'uscita della motovedetta che ha raggiunto il punto dell'emergenza, prestando assistenza e accertando le buone condizioni di salute dell'equipaggio. È stato poi chiesto il supporto di un peschereggio in navigazione nelle vicinanze, al quale è stato affidato il rimorchio dell'imbarcazione in difficoltà verso il porto più vicino. E poi l'incidente in Canal Grande con un guasto al timone e solo la bravura di un equipaggio a CTV è riuscita a evitare una collisione che sarebbe stata ben drammatica proprio in Canal Grande a Venezia. Vaporetto a CTV della linea 2 fuori controllo per un guasto, va a sbattere contro il ponte di Rialto a Venezia. È successo giovedì sera verso le ore 19 sul Canal Grande. Il vaporetto era carico di passeggeri appena fatti salire alla fermata di Rialto ed era diretto verso la stazione ferroviaria di Santa Lucia quando qualcosa è andato storto. I segni, anche rumorosi dell'impatto, sono stati evidenti, ma almeno apparentemente fino ad ora nessun'altra conseguenza. Solo la bravura di Massimo e Samuele, rispettivamente pilota e marinaio del mezzo CTV in avaria, è riuscita ad evitare conseguenze ben peggiori. Il pilota, nonostante il guasto che ha reso di fatto il vaporetto ingovernabile, l'ipotesi è di un'avaria al timone, è riuscito ad effettuare una manovra di emergenza, mettendo così in sicurezza sia il vaporetto che i passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in quel momento non stavano transitando altre imbarcazioni. Massimo e Samuele questa mattina sono stati ricevuti in municipio a Mestre dal sindaco Luigi Brugnago e hanno ricevuto il suo ringraziamento anche il sindacalista Alberto Cancian, elogia l'equipaggio. Sotto il ponte di Rialto sappiamo esserci molto traffico, fortunatamente non c'era nessuno e bisogna fare i complimenti al comandante per come ha affrontato la situazione, per come ha messo in sicurezza tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Occorre potenziare la manutenzione dei mezzi e l'attenzione alla sicurezza. Canal Grande noi da tempo chiediamo di stabilire proprio un vero piano sicurezza sulle precedenze e su quant'altro. Ecco, non vorrei che adesso questi episodi si accanissero contro l'azienda del trasporto pubblico, di conseguenza verso lavoratori e verso i cittadini. Torniamo nel Padovano con la bufera nel comune di Selvazzano Dentro, dove il sindaco Claudio Pirone e un consigliere comunale di maggioranza risultano indagati. Nel mirino la mozione votata da entrambi a fine luglio 2024 relativa alla costruzione di un canale scolmatore da parte del consorzio di bonifica. Io sono molto tranquillo e sereno, il nostro modo di operare è iscritto in tutto il mio impegno civile di una vita, ma è iscritto soprattutto nella modalità che è propria di un'amministrazione comunale che governa con atti pubblici. Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione elettorale, abuso d'ufficio. Con questi capi di imputazione risultano iscritti nel registro degli indagati il sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron, che si dice sereno e afferma di non avere ancora ricevuto un avviso formale, un giovane consigliere comunale di maggioranza, Antonio Fortin, e i genitori di quest'ultimo, tra cui Paolo Fortin, ex sindaco del comune. Nodo del contendere il percorso del nuovo canale scolmatore, opera del consorzio di bonifica Brenta. Parte di questo interesserebbe terreni di proprietà della famiglia del consigliere comunale, da cui l'indagine della procura che si è concentrata su una mozione presentata da Fortini in Consiglio Comunale a luglio 2024, ritenuta in conflitto di interessi del consigliere di minoranza Marco Destro, candidato sindaco con la lista civica Noi Selvazzano, che ha presentato un
esposto al prefetto. Al prefetto, spiega il sindaco Piron, l'amministrazione ha risposto. Noi abbiamo risposto che sta nella libertà di ogni consigliere produrre una interrogazione ed è un atto legittimo, quindi il prefetto stesso ha detto che sarebbe stato opportuno che il Fortin non votasse quella proposta, ma non ha detto illegittimità. Piena fiducia nella magistratura, ribadisce il sindaco Claudio Piron, piena disponibilità a fornire atti e documenti necessari a fare chiarezza. La realizzazione del canale scolmatore crea preoccupazioni nei cittadini di Selvazzano, che hanno dato vita anche a un comitato e raccolto firme. Parliamo di un canale largo 9 metri, è evidente, credo, ad ogni cittadino che dove passa vicino alle case qualche allarme lo possa creare, anche perché comunque Selvazzano come Rubano in alcune zone va già sotto acqua. Nel frattempo, contattato telefonicamente il consigliere di minoranza Marco Destro, che ha chiesto le dimissioni del sindaco Pirone e del consigliere Fortin, ha preferito non rilasciare dichiarazioni al microfono. Restiamo a Padova, condannata anche in appello una coppia di genitori no mask che aveva denunciato la preside che nel 2020 voleva far indossare la mascherina al loro figlio come previsto durante i mesi della pandemia. La dirigente devolverà il risarcimento danni in beneficenza. Anche la Corte d'Appello di Venezia ha dato ragione alla preside e alla scuola media Petrarca di Padova che durante il periodo del Covid erano stati denunciati da una coppia di genitori no mask che avevano accusato 3 dirigenti di violenza privata, maltrattamenti e reati per l'obbligo da parte del ragazzino di indossare la mascherina chirurgica durante le lezioni. I 2 genitori però si sono ritrovati imputati per il reato di calunnia nei confronti della dirigente scolastica, della vicepreside e del coordinatore della classe coinvolta, nonché accusati di falso per aver prodotto attestazioni non vere per evitare al figlio di utilizzare la mascherina come previsto dai regolamenti durante i mesi della pandemia. In primo grado i genitori erano stati condannati con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi a testa con la sospensione della pena, sentenza confermata anche in secondo grado nei giorni scorsi. La coppia dovrà risarcire le vittime con 10.000 euro a persona. La preside Concetta Ferrara, all'epoca dirigente dell'istituto comprensivo, ha annunciato che donerà la somma in beneficenza. La vicenda risale all'autunno del 2020. Gli studenti all'epoca potevano frequentare le lezioni solo con la mascherina. Per l'alunno in questione, che invece non la voleva indossare, era prevista la didattica a distanza e i genitori si erano rivolti a medici compiacenti fuori provincia per attestare presunte patologie del figlio per non fargli indossare la mascherina in classe. Torniamo nella Marca trevigiana. A 4 anni di distanza dal tentato omicidio di Marta Novello a Marocco di Mogliano, il suo giovane aggressore è finito di nuovo nei guai, questa volta in Inghilterra, dove ora abita con la madre. Nel 2021 il ragazzo, lo ricorderete, appena 15enne, accoltellò Novello con 23 fendenti, un episodio che sconvolse non solo Mogliano ma l'intera Italia. Lo scorso 2 gennaio è stato nuovamente dunque arrestato, fermato alla guida di un'auto senza patente né assicurazione. Il ragazzo, oggi 19enne, ha tentato la fuga dalla polizia, è stato condannato a una multa e un risarcimento economico. Durante il processo la Croydon Magistrates Court, il suo avvocato ha parlato di un passato turbolento in Italia, senza però citare l'aggressione alla ragazza. Ha spiegato che il ragazzo oggi lavora in cucina in un ristorante ed è seguito da un assistente sociale, ma secondo il legale della famiglia Novello la nuova condanna conferma la sua pericolosità. Non avendo subito conseguenze vere, non ha mai compreso la gravità dei suoi gesti. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, poi ritorneremo a Bassano con la cronaca, torneremo a parlare dei ragazzi e delle loro passeggiate sui tetti, ma anche di criminalità e di sicurezza in città. Fra pochissimo. È il muro del Belvedere in piazza Terraglio a fare, non da oggi, da facile via di accesso ai tetti delle abitazioni sulla riva sinistra del Brenta. Le scorribande viste nei giorni scorsi non sono una novità. Già una decina di anni fa le arrampicate si verificavano in pieno giorno. Chiediamo che impediscano l'accesso al tetto della proprietà, poiché il muro di cinta del comune agevola
l'accesso illegale e quindi le persone possono salire serenamente, camminare sul tetto, creando disagi, danni alle grondaie piuttosto che ai coppi che vengono rotti. Noi dobbiamo porvi rimedio, da tanti anni chiediamo alle varie amministrazioni di intervenire, ma non hanno mai dato nessuna risposta. Intanto è partita una denuncia formale per violazione di domicilio. Con mia madre ci siamo recati dai carabinieri, abbiamo fatto denuncia portando anche come prove di quello che è successo in tutti questi anni una relazione che avevo presentato già nel 2013, nel 2016 in comune e allegando anche i video che comunque sono reperibili in rete che avete girato voi in questi giorni. Il Comune starebbe pensando a delle modifiche strutturali nell'area del Belvedere, abbassando di una trentina di centimetri il piano di calpestio. Non è sufficiente per impedire l'accesso ai vari tetti. Questa cosa qua non è un problema solamente perché i ragazzi cadono, che nessuno vuole che succeda, ma è proprio un danno costante che abbiamo alle nostre coperture. In attesa che gli autori dell'ultima bravata vengano individuati, resta valido un appello. Da madre mi vengono i capelli dritti perché, come le dicevo, anch'io ho dei figli giovani e spero sempre che non gli venga in mente di fare queste bravate. Direi che ci sono tanti modi di divertirsi, se vogliono fare parkour che vadano a farlo in situazioni più protette. Poi posti belli da vedere ce ne sono tantissimi, non è necessario andare sopra un tetto. Il territorio è presidiato, state tranquilli, qualche episodio capiterà sicuramente anche nelle prossime settimane, però la città è al sicuro. Una rapina ai danni di una ragazza alle 10 di sera in via Scalabrini, un bancomat preso di mira, spacciatori arrestati dai carabinieri, ragazzini a spasso sui tetti a rischio della vita e poi risse, droga, degrado. Bassano sta vivendo una situazione molto complessa sul versante della sicurezza, ma il primo cittadino avverte: la città non è un buco nero in un'oasi di tranquillità. Bassano fortunatamente rispetto anche ad altre realtà a livello regionale e nazionale è ancora un'isola felice. Ovviamente ci sono ancora delle situazioni un po' particolari, di casi di cronaca che vediamo, che abbiamo visto anche negli ultimi giorni, però ci tengo a sottolineare che le forze dell'ordine sono in stretta collaborazione tra di loro, compresa la polizia locale, quindi c'è un attento monitoraggio del territorio. Quello che posso dire come sindaco è: avvisate sempre gli organi competenti quando vedete qualche situazione particolare, perché alcuni fenomeni vanno spenti ovviamente sul nascere. Finco punta molto sulle telecamere, su un sistema in grado di monitorare il territorio in modo capillare. Un deterrente sì, ma anche un meccanismo per andare a colpire molto rapidamente chi sgarra, dal crimine al degrado. In queste settimane stiamo facendo il giro dei quartieri, raccogliendo anche le varie richieste di installazione di nuove telecamere. Stiamo attendendo l'uscita del nuovo bando a livello nazionale proprio per poter avere quelle risorse necessarie per implementare il servizio di videosorveglianza. Abbiamo più di 80 telecamere attive in città, però sicuramente come amministrazione vogliamo potenziare questo sistema, visto che non risolve tutti i problemi della sicurezza, ma sicuramente funziona come un buon deterrente. Da Bassano a Treviso la situazione della sicurezza è la medesima e minorenni protagonisti avevano aggredito con calci e pugni il titolare del Money Transfer in via 55° Reggimento Fanterie, identificati e denunciati i responsabili, 2 diciassettenni stranieri già conosciuti alle forze dell'ordine. Dopo 9 giorni dalla violenta aggressione al titolare del Money Transfer di via 55° Reggimento Fanteria a Santa Maria del Rovere, gli uomini della squadra mobile hanno dato un nome ed un volto ai responsabili. Si tratta di 2 diciassettenni stranieri residenti a Treviso e Villorba. I giovani dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La polizia ha anche identificato un terzo minorenne che avrebbe solo assistito al pestaggio e per questo motivo non sarà denunciato. Un episodio gravissimo che era stato ripreso da una telecamera interna al negozio. Immagini brutali, in un attimo l'inferno, calci e pugni sia al titolare del negozio che ad un cliente. Tutto è scoppiato perché i giovani erano stati redarguiti, un rimprovero che ha scatenato la furia dei 2 ragazzini. Siamo sempre al lavoro con le forze dell'ordine per prevenire questi episodi, ha commentato il sindaco Mario Conte appena saputa la notizia. È anche bello vedere che ci sono delle risposte da parte delle istituzioni tempestive e quindi ringrazio le forze dell'ordine
dell'ordine, nello specifico la Questura di Treviso, perché anche in questo caso, con il supporto anche dell'amministrazione comunale, sono riusciti a individuare i responsabili, a denunciarli. Adesso manca l'ultimo elemento: certezza della pena. I responsabili di questa aggressione devono pagare la loro pena, perché diversamente tutto il lavoro di indagine e anche di prevenzione rischia di diventare vano. Noi continueremo a lavorare sulla prevenzione e sul presidio del territorio, ha poi terminato il sindaco Conte. Rimangono impresse ancora una volta quelle immagini terribili di un pestaggio tanto violento quanto ingiustificato e le parole della moglie del titolare Nahar: hanno picchiato mio marito per 30 minuti, aveva la testa rotta. La ferma condanna del sindaco Conte e dell'intera comunità trevigiana, che dice basta a questa violenza. Basta violenza e anche violenza sulle donne. I poliziotti del commissariato di Chioggia sono intervenuti e hanno proceduto all'arresto di un uomo indagato per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'episodio risale a ieri ed è stato reso noto oggi. Nel corso della mattinata la donna si era presentata agli uffici del commissariato per sporgere denuncia querela, lamentando condotte intimidatorie e persecutorie da parte dell'ex compagno dopo la fine della loro relazione. Purtroppo un film già visto. Nel pomeriggio, a poche ore dalla presentazione della denuncia, la donna ha incontrato casualmente l'uomo che l'ha offesa, minacciata e percossa nuovamente. Gli agenti, quindi giunti sul posto, lo hanno rintracciato ed arrestato. Il GIP di Venezia, dopo averne convalidato l'arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento. E poi ci sono gli ecovandali. Gli ecovandali è un altro tipo di reato, ma un altro tipo di reato odioso, perché riguarda l'ambiente che ci circonda e c'è un bilancio importante nel Padovano. Vedete che controlla, vedete che subito c'è spazio e si tira fuori il suo materasso e lo va a buttare dentro il cassonetto. Questo è uno dei 1276 multati nel 2024 dalla Polizia Locale di Padova per nomadismo dei rifiuti, ovvero chi conferisce rifiuti fuori dal proprio comune o quartiere di competenza. Ma non solo questo, anche cittadini che invece di chiamare i servizi di smaltimento preferiscono abbandonare i rifiuti in strada. Tra loro anche chi non spreca un secondo del proprio tempo e getta l'immondizia direttamente dalla macchina. È tutto a posto, avete visto? Ecco, mentre percorre tranquillamente la strada, da 500 si vede di fretta. Fondamentali per identificare i furbetti dei rifiuti le telecamere che vengono posizionate nei luoghi più sensibili. Dal 2023 al 2024 le sanzioni sono raddoppiate, non come importo ma come quantitativo. Quindi vuol dire che dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo consapevoli che questo è un servizio che è molto efficiente, è un servizio che abbiamo fortemente voluto nel 2021 quando abbiamo introdotto queste due telecamere mobili. All'inizio del 2024 abbiamo raddoppiato il numero delle telecamere mobili e effettivamente purtroppo devo dire i risultati ci sono. È anche vero però che è un servizio che ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, perché in alcune vie della nostra città siamo arrivati a 0 come rilevazioni nell'anno del 2024. Il maggior numero di violazioni sono state rilevate in via San Crispino con un totale di 588, poi seguono via Pescarotto con 157 sanzioni, via Savelli con 90, via Siracusa nel quartiere 5 con 80 e via Goldoni con 75. L'area con più sanzioni è quella della zona industriale. Il nomadismo dei rifiuti avviene principalmente nel quartiere 3, dove probabilmente, essendo vicino alla zona industriale, vicino appunto abbiamo i comuni limitrofi che vengono a scaricare questi rifiuti. E per cui abbiamo proprio nelle immediate vicinanze della zona industriale, via Savelli, via San Crispino, abbiamo una maggior concentrazione di abbandono di rifiuti. Non solo ecovandali, ma anche danneggiamenti. Sentite.
La polizia locale del Campo San Pierese ha risolto 2 casi di fuga dopo danni al patrimonio pubblico. Grazie alla sinergia tra i sistemi di videosorveglianza e le segnalazioni di cittadini privati, gli agenti hanno identificato i responsabili. Il primo caso si è verificato a Piombino Dese, dove un camion ha danneggiato la recinzione degli impianti sportivi comunali. Il secondo, invece, è avvenuto a Santa Giustina in Colle, dove un veicolo è uscito di strada abbattendo i segnali stradali. In entrambi i casi le telecamere di videosorveglianza hanno registrato le immagini dei veicoli coinvolti, permettendo agli agenti di risalire ai responsabili. Questi risultati dimostrano l'efficacia del sistema integrato di sicurezza che abbiamo implementato nel territorio della Federazione, ha sottolineato il comandante della Polizia Locale, Antonio Paolocci. La collaborazione tra le forze dell'ordine e la cittadinanza è essenziale per garantire il rispetto delle norme e la tutela del patrimonio pubblico. I responsabili identificati dovranno ora rispondere delle proprie azioni e risarcire i danni causati alle strutture pubbliche. Torniamo nella Marca Trevigiana. Martedì prossimo alle 16:30 in chiesa a Preganziol la messa in ricordo della piccola Emca Cestaro, morta a soli 5 anni per una grave emorragia cerebrale. La piccola era la figlia di Gianni Cestaro, imprenditore molto noto in zona e politico locale, già candidato sindaco per il centrodestra alle ultime amministrative. Emca viveva con la madre Tatiana in Slovacchia, a Pezinok, vicino Bratislava. Qui è avvenuta la tragedia, inutili tentativi di salvarla da parte degli operatori e dei medici slovacchi. Martedì alle 16:30 in chiesa Preganziol la messa in ricordo di questa sfortunata piccola. A proposito di celebrazioni religiose, torniamo a Treviso. Ieri sera una Via Crucis particolare a Treviso perché, come sappiamo, tra le stazioni c'era anche la zona di Via Castelmenardo, la zona teatro dell'omicidio di Francesco Favaretto che ha sconvolto la città negli ultimi mesi, riaprendo il dibattito sulla violenza in città. Il nostro Lucio Zanato ha seguito proprio la celebrazione della Via Crucis. Ci colleghiamo con lui. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo in via Castelmenardo, dietro alle mie spalle il luogo dove Francesco Favaretto il 12 dicembre dell'anno scorso 2024 ha perso la vita per opera di un 19enne di Ponte di Piave, un delitto che ha interrogato profondamente tutta la città di Treviso, soprattutto il centro storico, proprio nelle fragilità dei più giovani, e le fragilità dei più giovani sono quelle che sono state ricordate proprio dai giovani che hanno scritto le riflessioni della Via Crucis, che ieri sera ha portato oltre 2000 persone in processione lungo le vie della città. Francesco Ceron vi sta facendo già vedere le immagini dell'uscita del crocefisso dal Duomo, per poi il percorso per poi portare proprio il crocefisso. Sono stati tutti i parroci del Duomo a portare materialmente il crocefisso, prima lungo via Canova nell'incrocio con via Fragiocondo, successivamente vicino al tempietto del Beato Enrico, a seguire davanti alla chiesa di Sant'Agnese a Borgo Cavour e poi arrivare fin qua in via Castelmenardo, dove i giovani hanno diciamo così inscenato quel che è il lavarsi le mani di fronte magari alle difficoltà di un amico, di fronte alla violenza, di fronte anche all'indifferenza di molti altri. E proprio questa è stata la riflessione che è stata portata avanti dai giovani in quello che hanno detto e in quello che hanno, si può dire, mimato. Immagini molto belle, seguite con grande attenzione dai fedeli, dal popolo in processione. Abbiamo detto la chiesa gremita, ma poi tanti si sono proprio aggiunti nel corso di questo vero e proprio pellegrinaggio al centro della città. Dopo via Castelmenardo si è passati nel battistero del Duomo e poi a seguire la riflessione finale di Monsignor Tomasi, perché va detto che in questa riflessione lui, in questo Via Crucis, lui ha solo pregato, mentre le riflessioni erano proprio dei giovani. E allora alla fine la sua ultima riflessione, uno spezzone, ve lo proponiamo adesso e poi linea allo studio. Un modo diverso di abitare Treviso da pellegrini di speranza verso la speranza, seguendo la croce. E i nostri giovani ci hanno fatto pensare, ci hanno fatto riflettere,
ci avete esposto le paure, i desideri, i sogni e anche la grande fede che vi anima. Questo modo diverso di abitare la nostra città diventi un simbolo, uno di quei simboli accanto a quelli che voi ci avete presentato questa sera, senza far finta che sia diversa da com'è, vedendone i lati buoni, belli, i lati dolorosi e faticosi, le contraddizioni, le fatiche, ma sapendo che possiamo camminare per le sue vie, viverla con lo stesso spirito di Cristo che ha portato il peso ma è risorto e con noi cammina in questa città. E forse nel chiuso delle nostre mura guardiamo al mondo, accogliamo il mondo tra queste mura. La riflessione del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Adesso l'ultima pausa pubblicitaria, ripartiremo dal bilancio del primo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Con meno clamore dell'anno scorso, quando il piazzale della stazione di Venezia era gremito di troupe televisive internazionali e a Piazzale Roma si svolgeva una manifestazione di protesta, il contributo d'accesso torna anche per il 2025, con due novità. Le giornate in cui sarà in vigore passano da 29 a 54, iniziando con un blocco unico che va dal 18 aprile al 4 maggio e poi ogni venerdì, sabato e domenica fino al 27 di luglio, ed un prezzo che varierà dai 5 ai 10 euro a seconda di quanti giorni prima ci si prenota. Se prenoti prima paghi di meno, se prenoti gli ultimi 3 giorni rispetto a quello in cui devi venire o il giorno stesso paghi 10 euro. Non è escluso che un domani non si possa addirittura pensare a una tariffa più alta o più bassa in base al numero di prenotazioni per quel giorno e quindi al maggior numero di prenotazioni una tariffa più alta. Confermate tutte le esenzioni, con in più il fatto che ai residenti in Veneto non sarà richiesta neanche l'autocertificazione, ma non tutti arrivano a Venezia dal Veneto. È un po' sotto shock per i 10 euro la turista londinese e si augura che i soldi siano spesi per la salvaguardia di Venezia. Stessa reazione dalla visitatrice brasiliana e per quanto sia stato pubblicizzato sono molti anche gli italiani sorpresi dal contributo d'accesso. Quanto avete speso? 60 euro, vabbè. Se lo usano per l'infrastruttura bene, se no... 20 perché lui è inferiore ai 14 anni. Cosa ne pensa del ticket? Per me è la prima volta, ecco, sono andata anche in altre città, non si è mai pagato, quindi non so. E anche perché poi si girerà anche qui in città e si spenderanno anche altri soldi. Ma quanto spende e guadagna il Comune di Venezia col contributo d'accesso? L'assessore al bilancio Michele Zuin parte dai numeri del 2024. 2,7 milioni è quello che abbiamo speso e ricavato sui 2,4 milioni, una cosa del genere. E quest'anno prevediamo di fare 1 milione, 1,5 milioni diciamo di avanzo, ma sempre a confermare che non è un fare cassa, utilizzeremo questi soldi per tenere più basse le bollette Veritas dei veneziani. Quest'anno non ci sono state ancora manifestazioni di dissenso, ma è anche vero che il concetto di pagare per entrare in un'area pubblica, anzi in un'intera città, rimane questione dibattuta. Per il Comune invece il contributo d'accesso è il primo provvedimento concreto di contenimento turistico. Noi siamo gli unici al mondo a provare a mettere mano sul tema dell'overtourism in questa maniera e ci stiamo appunto provando con grandissima umiltà, sapendo che però il mondo questa misura la sta capendo moltissimo. Sta capendo moltissimo, tranne qualche comitato veneziano che purtroppo non capisce, ma questi non sono problemi nostri. Siamo rientrati dunque, il contributo d'accesso per difendere, secondo il Comune Venezia, la fragile Venezia dall'assalto dei turisti, la fragilità di Venezia. Venezia è uno dei simboli anche del cambiamento climatico, la difesa di Venezia, la fragilità di Venezia. Ebbene, a Vicenza, non a Venezia, una delle tappe del tour di ripresentazione del libro Le parole della sostenibilità di Andrea Ferrazzi, edito da Marietti 1820 e realizzato in collaborazione con Media Nord-Est. A Vicenza, nella cornice del Teatro Olimpico, è stato protagonista questo saggio dedicato al presente e soprattutto al futuro dell'ambiente.
Tra le architetture eterne del Teatro Olimpico di Vicenza riecheggiano le parole della sostenibilità. Muri che profumano di storia, temi che hanno il sapore dell'attualità. Andrea Ferrazzi è l'autore di un libro che con rigore scientifico non fa concessioni né all'allarmismo apocalittico né al negazionismo qualunquista. Questo libro prende il toro per le corna e racconta le fake news, le smaschera e spiega perché sono delle balle colossali raccontate ad arte, dietro le quali ci sono interessi concreti. Pensieri e parole di Andrea Ferrazzi, ispiratore della modifica della Costituzione italiana con una riforma che pone la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro ordinamento. La tutela delle nuove generazioni è stata inserita addirittura nella nostra Costituzione, è stata una battaglia vinta dopo tempo dedicato a questo risultato, perché è di ogni evidenza che ormai tutti dobbiamo diventare consapevoli che il pianeta ci è stato consegnato non perché lo potessimo distruggere, ma perché lo potessimo consegnare nel modo migliore alle future generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Il valore di questo libro è che tocca, spiegando molto bene con grande chiarezza e ricchezza di dati, tutte le possibili declinazioni della sostenibilità ambientale in primo luogo, ma anche economica, sociale, culturale. Un libro che guarda al futuro, sì, perché nell'ottica di un'ecologia integrale tutto è in relazione, ambiente, economia, costi sociali. Integrale, come ricorda Papa Francesco, ecologia integrale significa aprire le riflessioni ma anche le strategie su tutta la rete della vita dell'umanità. Le parole della sostenibilità, un libro che affronta con semplicità e chiarezza i fatti concreti, la stessa missione che anima Media Nord-Est ogni giorno. La tempesta Vaia e lo scioglimento dei ghiacciai, il caro bollette e la crisi energetica, il consumo di suolo e le trasformazioni urbane, temi di grande attualità con ricadute che toccano tutti e non risparmiano nessuno. Ma il futuro è nelle nostre mani, un messaggio di speranza, quello lanciato dal libro, edito da Marietti 1820, realizzato in collaborazione con Media Nord-Est, dove vanno in onda i venerdì della sostenibilità, l'appuntamento di Ecovisioni. 10 capitoli, 10 parole della sostenibilità. Ghiacciai, acqua, energia, bollette energetiche, città, rigenerazione urbana, ecologia integrale, cioè declinare in maniera molto concreta cosa vuol dire oggi attivare delle politiche che possono consentire a tutto il pianeta, perché siamo tutti interrelati, lavorare nella logica appunto di un futuro che possa essere sostenibile, cioè migliori per tutti noi. Vigilia di Pasqua e si va a fare un po' la spesa tra Pasqua e Pasquetta e ci si rende conto che il rincaro è dietro l'angolo. Sentiamo al mercato di Bassano cosa ne pensa la gente. Sono gli ultimi acquisti prima del pranzo di Pasqua e della giornata di Pasquetta qui al mercato di Bassano. C'è un filo conduttore tra le persone che abbiamo intercettato, ovvero cali nessuno li ha visti nei prezzi. Questa Pasqua vi sembra un po' più cara? Non lo so perché di solito la spesa la fa mia moglie, però penso di sì. Lei che impressione ha sui prezzi pasquali? Ma francamente per adesso non mi sono accorto ancora di niente, ma è probabile che ci saranno degli aumenti anche perché la società stessa costa sempre di più e di conseguenza c'è tutto il resto, insomma. È cara questa Pasqua? Costosa? Ma per me non è tanto cara, perché io non devo comprare niente di mio e ora la trovo cara. Io e mio marito ha comprato l'agnello e basta. Facciamo agnello e un po' di verdura. Ma più o meno dell'anno scorso? Ma credo di più, è aumentato tutto ormai e quindi penso proprio di sì, è tutto aumentato. Come sono i prezzi quest'anno, la Pasqua? Sì, come l'anno scorso, più o meno. Stabile? Sì, stabile. Non saprei giudicare bene perché è un bel pezzo che non riuscivo a fare la spesa e tutto, ma mi sembra che da tempo ormai i prezzi sono in salita. Sempre più difficile per le famiglie. Abbordabili ma sempre cari, visto gli stipendi. I prezzi?
Diciamo che è cominciato dall'inizio dell'anno un aumento generale, un po' 4-5%, ho in mente i garden center, ma anche il mercato qua sì. Non è un momento, ma le preoccupazioni, l'instabilità politiche che si riflettono anche sui prezzi, c'è niente da fare. Siamo arrivati dalla Svizzera e forse per noi il concetto è differente, ma è tutto qui in Italia, nel nostro paese, molto caro e quindi facciamo gli auguri per semplificare a voi e a tutti i bassanesi. La Pasqua e poi c'è la Pasquetta, e a Boston, a Pasquetta, c'è la maratona di Boston e sarà presente idealmente anche Sammy Basso. Ce lo portiamo qui nel cuore e sarà con noi perché questo è anche un suo sogno. Era da 2 anni che provavamo a partecipare alla maratona di Boston e finalmente quest'anno ci siamo riusciti. Faremo un bellissimo viaggio, mi auguro, siamo in 8, sono tutti amici di Sammy, membri dell'associazione, e portiamo avanti anche un progetto di beneficenza, una raccolta fondi più importante di quelli che abbiamo fatto finora. Non saranno il fuso orario di 6 ore e il freddo previsto negli Stati Uniti a fermare i Sammy Runners, Andrea Tonieto e Andrea Tapparello con i loro amici. Il lunedì di Pasquetta alle 11 ora locale, alle 5 del pomeriggio in Italia, saranno in gara con altre migliaia di persone. Non abbiamo scelto la maratona di Boston perché è la più antica al mondo, ma perché Boston è sede della Progeria Research Foundation, è sede dell'ospedale dove Sammy ha iniziato i suoi clinical trial ed è dove Sammy lavorava. Nel cuore ci portiamo Sammy e anche il suo sogno, quindi sarà quello che ci darà la carica e l'energia per arrivare fino in fondo, oltre a tutti quelli che ci hanno supportato in questo percorso per arrivare dove siamo adesso. Il tracciato della maratona di Boston è in discesa e questa è una difficoltà ulteriore per i corridori. Da 3-4 mesi che ci alleniamo in modo intenso per preparare questa maratona e siamo pronti per tagliare il traguardo, un traguardo fisico ma anche simbolico appunto per il valore che ha per Sammy, per la nostra associazione e per il nostro gruppo. Grande Sammy Basso. Andiamo adesso a Belluno in chiusura per vedere l'apertura della mostra dedicata a Andy Warhol. Il ritratto di Regina Schrecker, modella, stilista e musa di Andy Warhol, Liza Minnelli, Marilyn Monroe e le icone assolute della produzione del re della pop art, le Campbell Soup, il dollar sign. A Palazzo Fulcis dal 19 aprile al 29 giugno l'esposizione Evento per Belluno, grazie a un'operazione di mecenatismo contemporaneo di 22 fra le più note imprese locali, oltre a Confindustria Dolomiti e Centro Consorzi contattate da Studio Swing, che ha raccolto le risorse necessarie. Una mano sul cuore e l'altra al portafogli per dare forma e sostanza a un progetto offerto al Comune di Belluno che ha messo a disposizione gratuitamente le sale del museo. È un racconto che io faccio con le immagini che ho raccolto, con le opere che ho raccolto durante il mio percorso che ho avuto la fortuna di fare con Andy Warhol e soprattutto col suo staff e che voglio portare all'attenzione del pubblico. E così Rosini ha raccontato alla platea di ospiti e autorità presenti alla prima della mostra il suo incontro con Andy Warhol e i successivi 50 anni di studio sul campo. 117 diverse immagini, la metà opere uniche, uno sguardo intimo, una narrazione esperienziale, ha detto l'assessore alla cultura Raffaele Damiano, che ha parlato dell'evento come di una occasione di autentica primavera dello spirito. Soddisfatto il sindaco Oscar De Pellegrin per l'ennesimo lavoro di squadra che ha puntato sulla cultura. E il connubio virtuoso fra privato e pubblico dal 19 aprile darà l'occasione ai visitatori, già sold out alle visite guidate del giorno d'apertura, di immergersi anche nella visione della società dell'artista, il suo approccio alla vita e all'arte. C'è un piccolo percorso, diciamo, iconografico e storiografico di quello che io ho vissuto. Warhol ha fatto riscoprire alla gente la bellezza che c'era negli anni 60, 70 e 80 di amare le cose, di amare la vita. Con la mostra di Andy Warhol si chiude questa Focus TG, questa edizione di Focus TG. Grazie per averci seguito, arrivederci.